Sottosegretario Achille Variati, avete chiesto, diciamo così, chiarimenti al Veneto per quanto riguarda i numeri della sanità. È un argomento molto delicato perché qui l'epidemia sta avanzando e non si riesce a trovare una spiegazione di quello che sta accadendo. Come mai questa richiesta? Allora, innanzitutto, se c'è una cosa su cui tutti sono d'accordo, indistintamente, è che purtroppo più libertà di movimento le persone hanno, più si incontrano e più purtroppo il virus si diffonde. Questa è una realtà inconfutabile. Perché il Veneto ha così tanti contagi? Perché il Veneto in tutto questo tempo è sempre stato una cosiddetta zona gialla, in cui le limitazioni non sono state alla pari dell'Emilia-Romagna, della Lombardia, del Lazio e così via. E perché il Veneto è rimasto in zona gialla? È rimasto in zona gialla perché i dati che la regione fornisce allo Stato e che il Ministero fa entrare in una formula da cui esce l'aspetto cromatico, quei dati hanno, magari di poco, ma salvato il Veneto e lo hanno lasciato in zona gialla. Allora io ho detto in questi ultimi giorni al governatore Zaia, che ne ha la piena responsabilità, di fare una verifica su quei dati. E che dati sono? Sono il numero di posti letto delle terapie intensive che il Veneto dichiara di poter attivare senza problemi. E sono 1000, sono tanti questi posti letto, 1000. Oggi ne sono occupati meno di 360. Se quel 1000 è realistico, cioè sono posti letto fatti di un letto, dei macchinari delle terapie intensive, i respiratori e del personale medico ed infermieristico specializzato, se questo è, nessun problema, andiamo avanti e vedremo quello che succederà, perché il Veneto sarà in grado di far fronte. Ma siccome i sindacati dei medici, degli infermieri e tante altre persone che conoscono la realtà ospedaliera del Veneto hanno messo in dubbio, io ho chiesto una conferma, perché quei dati sono essenziali per quelle che saranno le limitazioni dopo l'Epifania. Ecco, Attenzione, perché oggi se il direttore sbagliamo. della Sanità Veneta ha risposto in conferenza stampa dando i numeri delle terapie occupate e spiegando anche che questo numero di 1000 sarebbe attivabile facendo ricorso ad altro personale interno alla rete ospedaliera. Questo è Purché il sufficiente come personale. garanzia? No, perché il personale interno non deve essere, ovviamente, sì, fino a una certa percentuale, ma non possiamo mettere in crisi altri reparti, perché ci si ammala e si muore nei nostri ospedali non solo di Covid, ma anche di tante altre malattie gravi, no? Che necessitano di personale specializzato. Quindi i nostri ospedali non possono diventare un ospedale Covid, né lo Stato ha chiesto questo. Lo Stato dice: ma tu con le tue forze, realisticamente, senza mettere in crisi gli altri reparti, senza far venire meno l'assistenza per altre malattie, fino a che livello di posti letto in terapia intensiva e in terapia ordinaria non grave sei in grado di arrivare? Se la risposta che oggi hanno dato è 1000 posti letto per Covid nelle terapie intensive senza problemi, boh, io prendo per buono questo dato, non lo mettiamo in discussione, ci mancherebbe altro, però ognuno si prende la propria responsabilità e sono responsabilità gravi che valgono per oggi e, se mi consente, anche per domani. Senta, secondo lei c'è stata ovviamente una polemica intorno al fatto che il Veneto è rimasto in zona gialla, ci sono anche degli scienziati che hanno valutato come questa situazione potrebbe aver influito sull'aumento dei dati di questa epidemia, in particolare in Veneto. Ci doveva intervenire, perché l'indice, diciamo, le modalità sono state stabilite dal governo, appunto prevedevano anche una serie di indicatori delle terapie intensive. Si doveva però, secondo lei, intervenire portando subito il Veneto in una fascia più elevata, dall'arancione o anche al rosso?
si è dati una regola a livello nazionale. Attenzione, perché il governo l'ha adottata su input degli scienziati, non con valutazioni politiche, e questi parametri sono stati a lungo discussi con le regioni e anche la regione Veneto li ha accettati. Quindi il meccanismo che porta al giallo, all'arancione o al rosso, con tutti i divieti che questo comporta, è un meccanismo quasi automatico. Dipende dai dati che vengono inseriti settimanalmente. Ecco perché io insisto che quei dati devono essere fortemente realistici, non ottimistici. Sarebbe una cosa grave che il Veneto rimanesse in zona gialla quando invece dovrebbe andare in una zona quantomeno arancione. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. Diciamo che il dato è sensibile perché parliamo di uno dei sistemi sanitari valutati come tra i migliori e più performanti, di una regione che ha messo in piedi un apparato persino esagerato di tamponi, nel senso che cercando di rispondere anche con i tamponi rapidi alla massa di contagio che si è prospettata. Eppure tutto questo non è bastato, è successo qualcosa, si è parlato anche di un ceppo probabilmente più aggressivo in Veneto, come potrebbe essersi verificato anche in Lombardia nella scorsa ondata. Questo è preoccupante anche dal punto di vista di una gestione nazionale della pandemia, cioè questa situazione potrebbe replicarsi in altre regioni che apparentemente invece stanno in situazione migliore adesso. Guardi, imputare a una variazione, a una mutazione del virus, i dati in aumento del Veneto allo stato attuale della ricerca è quantomeno azzardato. Potrebbe essere, ma non vi è nessun riscontro realistico. È vero che il Veneto ha, come dice il presidente Zaia, casi registrati di positivi maggiori rispetto alla norma perché facciamo tanti tamponi, ma è anche vero che è a preoccupare un numero che non dipende dai tamponi, che non dipende dalle interpretazioni, è un numero crudo, brutale, e cioè il numero dei morti. Il numero dei morti in Veneto è più preoccupante e fa capire che nel sistema sanitario nostro qualcosa non sta funzionando. E quindi dobbiamo essere, come dire, ma non per dare la colpa a nessuno, dobbiamo darci da fare tutti, perché pare persino che qualcosa stia sfuggendoci di mano. E questo non ce lo possiamo permettere nel nome della sanità pubblica. Certo, lei dai suoi indicatori, dai suoi rilevatori, dalle conoscenze che ha del nostro territorio, che idea si è fatto? Perché è vero che si sono sollevate anche voci da parte degli operatori sanitari, dei sindacati, degli infermieri. Che cosa secondo lei non sta funzionando? Innanzitutto avevo chiesto una ricognizione dei dati che il Veneto settimanalmente dà a Roma, perché siano dei dati, insisto, molto realistici. Potrebbero essere cambiati nel tempo, perché? Perché in queste ultime settimane i nostri ospedali, le nostre realtà sanitarie sono sotto stress. Abbiamo gente che sta facendo orari impossibili e non possiamo chiedere loro di continuare a fare un sacco di straordinari. Abbiamo medici che si sono infettati, che quindi non possono svolgere il loro normale lavoro. Quindi attenzione ai dati che dal Veneto vengono passati a Roma. E poi tutti insieme cercheremo il governo farà una sua riflessione prima dell'Epifania, perché temo che il Veneto abbia bisogno ancora di restare in una zona di maggiore intensità di limitazioni, perché quella curva va abbattuta e per il momento quella curva non si sta abbattendo. E una cosa è certa, tutte le altre sono ipotesi. Una è certa, che purtroppo più è limitata la nostra libertà di movimento e meno il virus colpisce. Ora, io so
cosa vuol dire chiudere attività, chiudere negozi, ci mancherebbe altro. Il governo, guardi, ha cercato di stare vicino, pensi che alle aziende del Veneto che sono state colpite dai divieti, diciamo, in particolare ristoratori, eccetera. Nel Veneto sono stati dati contributi a fondo perduto per 433 milioni. 433 milioni. 431 milioni di ore di cassa integrazione guadagni pagate dallo Stato per alleggerire le imprese. 413 milioni dati alla sanità veneta come stanziamenti straordinari per la revisione della rete ospedaliera, per l'aumento dei servizi territoriali. Insomma, la parte sempre, e c'è sempre possibilità di far meglio, però tutti insieme adesso dobbiamo veramente compattarci, perché purtroppo bisogna intervenire e temo che che si debba intervenire con il pugno di ferro. Senta, lei essendo veneto ha avuto delle relazioni con il governatore strette, insomma, avete avuto modo di parlarvi, di chiarirvi un po' o no? No, ci sono stati dei messaggi, ma ovviamente io non voglio disturbare il governatore se lui ha necessità di un confronto con il governo, ma ci mancherebbe altro. Il telefono è sempre aperto per il governatore. Va bene, grazie e buon lavoro allora. Grazie a voi. Grazie, arrivederci.